oggi vado a spiegare un esercizio molto importante che è quello che va fatto dopo ogni allenamento, ogni tipo di allenamento, che è lo stretching. Allora insieme stiamo le gambe perché iniziamo a rilassare la muscolatura contratta dagli esercizi delle nostre gambe. Quindi sentiremo tirare la parte posteriore del polpaccio e il quadricipite. Scendiamo ora sulla destra, tratteniamo per qualche secondo, cerchiamo di fare una leggera pressione con la mano sinistra, quindi al ginocchio opposto, e poi tiriamo su la punta destra. Stare a casa non è mai stato così difficile, ma dobbiamo farlo, è giusto così. Adesso è il momento di trovare una nuova quotidianità. A casa, sereni, insieme. Mettiamoci comodi. Per dormire, disagio. Destra e la punta sinistra. Sentirete tirare tantissimo la parte posteriore della gamba per il polpaccio. Dopodiché passiamo con un movimento anteriore, quindi scendiamo sulla destra, tiriamo la punta destra, tratteniamo per qualche secondo e passiamo alla sinistra. I miei movimenti saranno adesso più veloci per darvi la possibilità di vedere tutti gli esercizi, ma voi trattenete almeno 10 secondi per ogni tipo di movimento che vi sto mostrando. Dopodiché torneremo con i piedi uniti giù per stendere tutta la parte. Vedete? Ci saliamo lentamente. L'ultima parte a tornare su sarà la nostra testa. Ed iniziamo un movimento rotatorio delle spalle per rilassare anche le spalle e la cervicale. Avanti, poi avanti. Adesso portiamo il nostro quadricipite destro su. Chi non ce la facesse sentire più su una parete o qualcosa che è lì vicino. Sentire tirare il quadricipite. E la sinistra, stessa cosa, vi mantenete qualche parete, qualche sedia e vi tenete. Torno, sciolgo. Passiamo alle braccia. Braccio destro avanti, braccio destro giro. E porto la destra dietro al quindi mi aiuto con la sinistra a tenere il gomito destro per rilassarlo il più possibile. Dopodiché la stessa cosa la farò con il braccio sinistro in questo modo. Per poi portarlo indietro, quindi guardate questo movimento. Torno e a questo punto invece passiamo alla cervicale. Quindi prima sulla destra, portiamo la nostra mano destra in una leggerissima pressione. Passo poi alla sinistra. Ovviamente questo servirà anche a rallentare il nostro battito che acceleriamo durante l'attività. Torno e porto su. Lenti, prima in un senso
abbiamo ottenuto un rilassamento dei nostri muscoli dopo ogni attività fisica. Mi raccomando ragazzi, al prossimo tutorial, ciao!